del Veneto a Roma, il vertice tra il governatore del Veneto Luca Zaia ed il ministro per gli affari regionali Erika Stefani, la promessa entro fine anno la firma dell'intesa. Il neosindaco di Treviso, la giunta da costruire squadra in 20 giorni, in pole position oltre al vice sindaco De Checchi anche Zampese e Stiavonna, intanto è subito scontro con i centri sociali. Dopo la violenta grandinata di ieri sera nel Coneglianese, anche oggi nuova ondata di maltempo sulla Marca. A Treviso un grosso ramo è caduto su un'auto, illeso il conducente. Un'altra vettura data alle fiamme la scorsa notte a Treviso nella zona di via Pinelli e sempre allo stesso orario, 3 del mattino, un quartiere che piomba nell'incubo. Esodo estivo, presentato il piano Cave Autovie Venete per gestire il flusso di traffico, task force per soccorsi, previsto un aumento dei veicoli in transito. Meno 3 giorni al raduno Triveneto degli Alpini a Vittorio Veneto, cresce l'attesa, città imbandierata, iniziative ed eventi, previsto l'arrivo anche dello storico mulo iroso. Matrimonio con canestro, la singolare cerimonia a Crespano del Grappa, la sorpresa del parroco allo sposo, giocatore di basket, e fine del matrimonio invece per Alex Del Piero, l'ex stella della Juve, secondo chi divorzia dalla moglie Sonia. Buonasera, ben ritrovati con il TG di Treviso. In primo piano l'avete sentito l'incontro di questa mattina a Roma tra il governatore del Veneto Zaia ed il ministro per gli affari regionali Erika Stefani. Sul tavolo la trattativa per l'autonomia con scadenza entro fine anno per la firma dell'intesa. Sentiamo. Una giornata storica, così il governatore del Veneto Luca Zaia ha definito l'incontro a Roma con il ministro degli affari regionali Erika Stefani per riaprire la trattativa sull'autonomia del Veneto. Dopo mezz'ora di confronto, al termine Zaia si è detto ottimista, ricordando che la discussione riguarda il progetto iniziale sulle 23 materie. Il progetto resta di 23 materie e confermiamo che la nostra richiesta è quella delle 23 materie. Durante l'incontro non si è parlato di risorse, ma il governatore del Veneto in merito ha detto di non essere preoccupato. Voglio ricordare che ci sono 30 miliardi di sprechi a livello nazionale, che sono circa un terzo dell'interesse sul debito pubblico, che devono essere assolutamente tagliati e dedicati a questi progetti di riforme. Il Veneto ha chiesto che vengano aperti subito i tavoli tecnici sulle 23 materie e poi dalla Regione è arrivata una proposta. Di portare una nuova formula di intesa, cioè, ovvero una legge leggera che dia mandato poi al governo con decreti legislativi di affrontare materia per materia. Diamo mandato al governo materia per materia di definire con decreti legislativi cosa dà per ogni materia. Diciamo che i tempi sono assolutamente comprensibili e si possa chiudere questa partita alla volta di fine anno. Scadenza quella di fine 2018 confermata anche dal ministro Stefani. Sicuramente la Regione Veneto ha maturato già un lavoro che oggi ci viene consegnato. Ovviamente noi adesso stabiliremo anche una nostra delegazione trattante, per cui instaurati i tavoli tecnici io auspico, spero che si possa avere entro la fine dell'anno la firma di un'intesa. Intanto questa mattina il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, nel presentare il documento di economia e finanza regionale, ha spiegato come attuare gli aspetti finanziari dell'autonomia differenziata sia il primo degli indirizzi generali sui quali la Regione del Veneto sarà operativamente impegnata per sostenere con la massima priorità le attività necessarie a garantire l'efficacia del processo autonomistico sotto il profilo dell'analisi interna, dei profili economico-finanziari e nel confronto con lo Stato. Ed ora la nuova amministrazione comunale di Treviso con il neosindaco Mario Conte che sta per scegliere i componenti della giunta. Sentiamo. La squadra è in costruzione, le idee sono tante, ma ho le idee molto chiare sulla squadra che voglio presentare alla città. Squadra pronta in una ventina di giorni, promette il neoeletto sindaco di Treviso Mario Conte, che non si sbottona ma neppure smentisce i nomi che circolano nel toto giunta di queste ore, a cominciare da quello del leghista Cristian Schiavon, ex presidente di ATS, che andrebbe al bilancio, a cui si affiancherebbero il chimico Alessandro Manera, braccio destro di Conte in campagna elettorale, che si occuperebbe di ambiente,
e una donna esterna però alla lista che si è presentata alle amministrative. L'unico nome che faccio è Andrea De Checchi, che sarà il mio vice sindaco. Per tutti gli altri invece mi riservo di fare delle attente analisi anche in base agli equilibri della coalizione. Cristian Schiavon, tra l'altro, oltre ad essere un ottimo professionista è anche un amico, quindi è uno dei nomi che stiamo valutando, però è un po' prematuro in questo momento confermare nomi. Giancarlo Gentilini si aspetta in giunta due dei suoi fedelissimi, Giuseppe Basso, la cui nomina appare tuttavia improbabile, e Sandro Zampese, quasi certo all'urbanistica, anche se lui ieri si è ben guardato dal confermarlo. Io non parlo di queste cose perché noi abbiamo un capitano, bisogna rispettare il nostro sindaco e la squadra, i nominativi della squadra li deve decidere in assoluta serenità lui. Dalla lista Zaia Gentilini potrebbe invece spuntare il nome dell'assessore alla cultura, quello di Lavinia Colonna Preti, con cui Conte ha già portato avanti un progetto legato ai musei. Quotata anche l'indipendentista Silvia Nizzetto. Difficile invece pensare che restino fuori dai giochi pezzi da 90 come Mirko Visentin, già a Treviso Servizi, e Toni Dotto, entrambi andati ben oltre le 300 preferenze personali. Mi concentrerò molto sulla professionalità e sulla qualità anche morale delle persone. L'obiettivo nostro, come abbiamo sempre detto, è quello di dare a Treviso la miglior squadra di professionisti a servizio della città. Ci tengo anche a sottolineare che ognuno, in base alle proprie competenze, deve essere molto più bravo del sindaco. Io voglio avere una squadra di persone veramente molto preparate, molto competenti e molto predisposte anche all'ascolto delle esigenze dei cittadini. Ed è già scontro tra la nuova amministrazione ed il centro sociale Django, che il sindaco Conte non fa mistero di voler vedere lasciare l'ex caserma Piave. Ad infiammare il braccio di ferro un post su Facebook. Stampiamoci questi volti bene in mente: sugli scranni di Palazzo dei 300, nei bar, per strada, ovunque, a questi signori non daremo pace. Il post su Facebook di Gaia Righetto, portavoce insieme a Nicola Vendraminetto del centro sociale Django, suona da minaccia e scatena sul web le polemiche. In foto i leghisti Riccardo Barbisan, neoeletto consigliere comunale, e Dimitri Coin, ex segretario provinciale del Carroccio, ora deputato. Solidarietà dagli altri leghisti con Barbisan, che ai giovani del centro sociale manda a dire: a noi le intimidazioni non fanno paura, esprimiamo vicinanza piuttosto ai genitori di questi ragazzi e ribadiamo che tutte le azioni che saranno prese ugualmente nei confronti di quello che oggi c'è alla caserma Piave, e spetta al sindaco Mario Conte l'ultima decisione. Nessuna minaccia, replica Vendraminetto commentando il post di Righetto, di certo una dichiarazione di guerra alla nuova amministrazione comunale uscita dalle urne. Non lo so se sia una dichiarazione di guerra, di certo noi tutte le nostre battaglie continueremo a portarle avanti, il centro sociale continuerà a esistere, contro la pedemontana ci opporremo sempre e di sicuro non sarà un cambio di giunta a farci moderare le nostre posizioni. Azioni, quelle del collettivo ZTL, rispetto alle quali Conte e la Lega sono sempre stati durissimi, a cominciare dall'occupazione dell'ex caserma Piave, la presenza del Django in quell'immobile a dir poco sgradita al neosindaco, ma Vendraminetto taglia corto. All'interno della caserma Piave continuerà quello che è stato fatto negli ultimi 4 anni, la progettazione partecipata è un processo in divenire, è una cosa che richiede tempo, che richiede sforzo, che richiede persone, e quindi quel progetto là noi comunque in ogni caso continueremo a portarlo avanti con o senza il benestare della Giunta di Treviso. Il centro-sinistra intanto, dopo la cocente sconfitta, si prepara all'opposizione. Dopo la bruciante sconfitta, il centro-sinistra si prepara all'opposizione. Il Partito Democratico, che porterà a Palazzo dei 306 forse 7 consiglieri comunali, lo si saprà nelle prossime ore, è pronto a ripartire. Per questa sera il segretario cittadino ha convocato l'assemblea dell'Unione Comunale per l'analisi di quanto accaduto, ma soprattutto per rilanciare un'azione politica più strutturata da subito. Ripartiamo, che ricominciamo a fare politica qua a Treviso, e innanzitutto c'è subito da criticare l'idea di ritornare indietro sulla scelta delle ZTL, e poi ci sono tanti dossier e tante problematiche che rimangono aperte e noi siamo in campo. I democratici si preparano ad un'opposizione senza sconti. Siamo il gruppo più forte in Consiglio Comunale, ovviamente tra i banchi dell'opposizione, e poi abbiamo un ottimo rapporto anche con le liste civiche alleate. Ripartire dunque la parola d'ordine, ne è convinto il giovane Stefano Pelloni, che con 357 preferenze è il consigliere più votato del PD.
Certamente si deve ripartire. Il lascito di Giovanni Manildo, un sindaco generoso e gentile che ha fatto tanto per questa città, è un lascito importante e probabilmente l'esito delle elezioni è un po' ingeneroso e dipende anche dall'esito della politica nazionale, non solo da una valutazione sulla città, quindi ripartiremo sapendo di avere un lascito, un'eredità molto importante. Nella sconfitta del centro-sinistra l'unico ad aumentare i voti rispetto al 2013 è la lista Treviso Civica di Franco Rosi, primo in assoluto per preferenze. Da presidente del Consiglio Comunale tornerà sui banchi dell'opposizione con il suo 7° mandato a Palazzo dei 300. L'impegno continuerà su questa strada e con grande determinazione. Uso le parole di qualcuno, il tempo è galantuomo. Chiudiamo questa ampia pagina politica, continuiamo con il maltempo perché l'ondata di temporali che da qualche giorno sta interessando il Trevigiano si è fatta sentire anche oggi pomeriggio. Vigili del fuoco al lavoro, l'intervento più importante ha riguardato la caduta di un grosso ramo su un'auto in via Stretta nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso, fortunatamente illeso il conducente che se l'è cavata solo con un grande spavento. E alla luce delle previsioni emesse dall'ARPA è stato dichiarato lo stato d'allerta su tutto il territorio tra le ore 14 di domani, mercoledì, e le ore 10 di giovedì 14 giugno. Intanto ieri sera ad essere interessato da una violenta grandinata è stato il Coneglianese. Vediamo. Picchi di grandine di 3 centimetri e poi vento forte e pioggia battente. Una violenta ondata di maltempo si è battuta nel tardo pomeriggio di ieri sul Coneglianese da Colfosco a Susegana a Santa Lucia, causando non pochi danni alle colture. Una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, rami caduti, per coperture di tetti. 6 le squadre al lavoro arrivate da Conegliano e Treviso. 15 minuti di inferno con forti raffiche di vento accompagnate da una violenta grandinata che ha causato diversi danni alle auto ma anche e soprattutto alle colture. In alcuni casi si stimano perdite intorno al 40% del raccolto. E la tregua di stamane rischia di essere di breve durata, infatti si attendono altri temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. Ed ancora un'auto incendiata, stavolta in via Cacciatori del Sile, ed è caccia al piromane in città. Terzo incendio in poche settimane nella zona tra via Pinelli e via Cacciatori del Sile. Il piromane, su cui sta indagando la polizia, ha colpito ancora dando alle fiamme, dopo una moto e una cassetta postale, la percorsa di un trentenne parcheggiata davanti a un condominio a pochi passi dalla sede della CISL. Lo stesso neosindaco Mario Conte ha voluto sincerarsi di persona dell'accaduto parlando con i residenti. L'episodio intorno alle 3 del mattino, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. C'era un fuoco altissimo e ho visto l'auto, per fortuna non c'erano altre auto, c'era l'auto che si era incendiata e era abbastanza importante l'incendio. Dopodiché i vigili si sono messi, hanno sparso la schiuma e hanno spento. Carta impregnata di accelerante come innesco sia sulla cappelliera che sulle ruote anteriori. Fiamme a ridosso della recinzione degli alberi del giardino condominiale. È rischioso anche perché giustamente le fiamme erano alte, noi abbiamo anche i pini abbastanza vetusti, per cui bastava una piccola fiammella per poter incendiare un pino e andava veramente a creare un problema importante anche per il condominio, oltre tutto. E io spero che si possa fare qualcosa di positivo. L'auspicio dei residenti, che al sindaco hanno chiesto telecamere di videosorveglianza e più controlli da parte dei vigili, è che il piromane seriale venga al più presto individuato. Un'idea gli investigatori già ce l'avrebbero, ad agire potrebbe essere stato un giovane della zona che oltre agli incendi avrebbe compiuto anche ripetuti atti vandalici. Ancora senza esito le ricerche di Giocondo Ghirardo, il 78enne di Vittorio Veneto, di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso. Oggi le squadre si sono concentrate sulla parte bassa della vasta area perlustrata in questi giorni, più vicina dove è stata rinvenuta parcheggiata la sua auto, all'imbocco della strada che si addentra in Val Tovanella. In questo momento la ricerca è ferma, il soccorso alpino resta disponibile in attesa di informazioni che possono dare nuove indicazioni per far luce
voce sulla scomparsa dell'uomo. Ricordiamo che Giocondo Ghirardo è alto 1,70 m, pesa 90 kg, dovrebbe indossare un paio di pantaloni marrone, una felpa blu con polsini rossi e calza stivali di gomma. Chiunque abbia sue notizie è pregato di contattare i carabinieri. Parte l'estate, le previsioni del traffico sono di un esodo senza precedenti nei mesi di luglio ed agosto. Pronto il piano straordinario per affrontarlo. Sentiamo. La 4 si prepara all'esodo estivo, che quest'anno sarà particolarmente affollato a giudicare dai dati sul traffico forniti dalle 3 concessionarie che da anni collaborano per gestire al meglio le emergenze lungo l'autostrada. I passaggi di veicoli sono tornati ai livelli pre-crisi, superando per la prima volta il record storico del 2007. La collaborazione con Autovie si amplia anche a Brescia-Padova e abbiamo fatto un piano dell'esodo assolutamente comune, perché secondo noi l'unione fa la forza, quindi potenziamento di uomini, di mezzi, possibilità di bypass nel caso in cui sulle altre tratte di concessionario ci siano dei problemi e quindi è già prevista la possibilità di deviazione su altre tratte. Tra le misure previste da CAV nei giorni da bollino nero, presidi fissi con carriattrezzi pronti a intervenire in tempi brevi per la rimozione di auto o camion incidentati o in avaria. Personale incaricato di predisporre nel minor tempo possibile le deviazioni eventualmente necessarie tra passante e tangenziale di Mestre tra la 4 e la 27, un servizio di segnalazione code con base ai caselli di Spinea e Preganziol, un presidio sanitario con ambulanza presso l'area di servizio di Arino. La società concederà inoltre in comodato 8 nuovi mezzi alla polizia stradale impegnata in alcune attività straordinarie. Metteremo delle pattuglie, stiamo già facendo questo servizio durante i pomeriggi e durante le sere, perché ci siamo resi conto che le zone, le aree di servizio possono essere dei luoghi in cui le persone possono essere derubate e per cominciare una vacanza in questa maniera non è una cosa buona per nessuno. È inoltre scaricabile online la nuova app Info Viaggiando, che fornisce in tempo reale informazioni H24 su tutta la tratta da Brescia a Trieste. È un mezzo assolutamente importante, molto ben fatto, che mi auguro quanti più utenti possibili vogliano scaricare per informarsi e progettare il proprio viaggio prima e per non avere problemi durante il viaggio, appunto. E buone notizie per i pendolari che percorrono la 4 Venezia-Trieste nei tratti ancora sprovvisti di terza corsia. Sentiamo. Saranno completati entro la primavera del 2020 su tutte le tratte i lavori della terza corsia della 4 tra Venezia e Trieste, con largo anticipo sulle scadenze previste. Lo annuncia il presidente di Autovie Venete Maurizio Castagna. È una data importante perché nonostante che il tempo contrattuale è previsto per l'inizio del 2021 e il completamento dei lavori della terza corsia del tratto che va da Alvisopoli a Gonars, i lavori stanno andando molto speditamente, per cui è possibile ipotizzare un anticipo significativo che sicuramente prima dell'estate del 2020. I cantieri sono aperti dal 2017 nel tratto tra Alvisopoli e San Giorgio di Nogaro e da alcune settimane in quello tra Gonars e Palmanova. L'ultimo lotto da Alvisopoli a Portogruaro vedrà l'avvio dei lavori nel 2019. Il completamento in anticipo dell'opera porterà l'atteso sollievo agli utenti di una tratta autostradale che ha visto negli ultimi anni aumentare il traffico in maniera esponenziale dopo i cali registrati durante la crisi economica. I passaggi di mezzi pesanti sono cresciuti del 6,3% tra il 2016 e il 2017 e i primi dati sul 2018 misurano un ulteriore incremento con 5.300.000 camion tra gennaio e maggio, 250.000 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento di traffico purtroppo si trascina e porta dietro anche un aumento dell'incidentalità, anche quella minore, e avendo le sedi autostradali ristrette da 3,75 m a 3,50 e senza la corsia d'emergenza, qualsiasi incidente anche piccoli provoca rallentamenti, provoca disagi e quant'altro. Ci fermiamo ora per qualche istante, pubblicità, a tra poco.
E rieccoci in diretta con il TG di Treviso. Andiamo ora a Vittorio Veneto, dove fervono i preparativi per il raduno triveneto degli alpini in programma da venerdì a domenica prossimi. Io ho messo fuori la bandiera e non vado in montagna a fare il weekend come al solito, proprio per vedere la sfilata. Ma già parteciperà? Senza dubbio. Sono alpino anch'io. Da venerdì a domenica sono qui. Per me è una cosa proprio sentita, nel senso che è il ricordo di tutto quello che i nostri vecchi hanno dato e mi sembrava giusto ricordare. Significa portare allegria e ricordare anche, no, i tempi purtroppo bui della nostra storia. Tutti quanti abbiamo le bandiere fuori ormai. Sì, quest'anno è in pianta stabile la bandiera fuori. Tricolori alle finestre, sulle vetrine, nelle strade. Vittorio Veneto si prepara ad accogliere le penne nere che dai prossimi giorni invaderanno la città per il raduno triveneto degli alpini nel centenario della fine della Grande Guerra. Macchina organizzativa a pieno regime per mettere a frutto 18 mesi di lavoro. Il via ufficiale venerdì alle 10 con la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza del Popolo. Poi c'è un programma di 3 giorni molto nutrito che poggia sui valori alpini, sulle tradizioni nostre, quindi cultura, rievocazione, storia, memoria. Per la sfilata di domenica attese 25.000 penne nere, forse addirittura 30.000. Grande attesa soprattutto tra i più piccoli per la presenza dell'ormai mitico Iroso, il mulo con le stellette, icona del reparto Salmerie, ben 39 anni che corrispondono a 118 se rapportati alla vita dell'essere umano. Noi ci stiamo adoperando e lo curiamo al meglio possibile. Noi speriamo che Iroso possa essere qua con noi sabato mattina, giorno 16, per essere un punto di riferimento in quanto appunto è l'icona del binomio mulo alpino. Matrimonio con canestro ed il video diventa virale sui social, la singolare cerimonia a Crespano del Grappa. Applausi scroscianti, neanche fosse Magic Johnson alla finale NBA. Invece l'insolito parquet è quello della chiesa di Crespano del Grappa. L'allenatore è il parroco Don Francesco ed il giocatore Mattia Riva, che sta per convolare a nozze con la sua fidanzata Marta Rosato. Un matrimonio con un fuoriprogramma davvero originale, quello dei due giovani sposi. Il tutto orchestrato dal parroco Don Francesco, che puntando sulla passione sportiva del futuro marito, giocatore in una squadra di promozione, ha deciso di fare una sorpresa agli sposi, piazzando il canestro sulla navata centrale e facendo leva sulla metafora partita matrimonio, ha invitato Mattia a tirare da una distanza quasi impossibile, considerando anche l'emozione del momento. Il matrimonio deve funzionare. È impossibile, se vuoi è impossibile, tira. Non so. Ma lo sposo ha sorpreso tutti centrando il canestro tra gli applausi e il giubilo di parenti ed amici. Fine di una storia d'amore e di famiglia lunga 19 anni. L'ex numero 10 della Juve, il calciatore Alex Del Piero, originario di San Vendemiano, e la moglie Sonia Amoruso avrebbero deciso di divorziare. I particolari della storia sono stati raccontati dai protagonisti al settimanale Chi in edicola. I due, che hanno 3 figli, si erano trasferiti a Los Angeles per far crescere i bambini in un paese anglofono, ma nemmeno la vita sotto il cielo americano sarebbe riuscita ad appianare le divergenze di coppia tra i due. Subito dopo i TG, vi ricordo, torna 20:10, ancora in primo piano la politica e le elezioni amministrative a Treviso. Ospiti di Ferdinando Avarino, stasera Stefano Pelloni del PD e Riccardo Barbisan della Lega, i più votati nei due schieramenti appunto all'ultima tornata elettorale. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo.
Condizioni di spiccata instabilità sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 13 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato al mattino, solo con qualche piovasco sul Bellunese. Col passare delle ore però temporali possibili un po' ovunque, anche di moderata intensità, tuttavia meno probabili sui settori meridionali della regione. Temperature in aumento, minime comprese tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 28 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà instabile sin dal mattino con molte nubi e con rovesci e temporali sparsi, ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Qualche spazio soleggiato in più lungo le aree costiere. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 27 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni di spiccata instabilità con piogge diffuse ovunque, localmente anche di moderata intensità. Lieve miglioramento nel corso della nottata con fenomeni in attenuazione. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 25 e i 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.